Aquileia è uno scrigno di narrazioni, di racconti, di leggende. Infine abbiamo la storia dell'assedio di Attila e la leggenda del Puteum Aureo. A metà del V secolo si manifestò alle porte dell'impero una grande potenza che già da tempo aveva fatto parlare di sé, ma che ora stava minacciando i confini dell'Oriente, custoditi da Aquileia. Attila, al comando dell'esercito degli Unni, varcò questi confini, deciso a conquistare Roma, e il primo ostacolo che gli si parò davanti furono le potenti mura della città di Aquileia. La città fu cinta d'assedio e resistette come aveva sempre fatto fino a quel momento, perché mai nessuno fino ad allora l'aveva espugnata. Non c'erano riusciti i Quadi, neanche Massimino il Trace e più tardi neppure i Visigoti. E su questo rifletteva Attila mentre perlustrava le mura della città e osservava il suo esercito che ormai era stanco e anche demoralizzato, perché non si vedevano cedimenti nella guarnigione assediata. Si racconta che giunto nei pressi di una delle torri, Attila fosse attratto dai richiami delle cicogne sul tetto di questa ed alzando lo sguardo abbia scorto i genitori spingere i giovani fuori dal nido e costringerli ad abbandonare la loro sicura dimora e planare nella pianura. Questo fu da lui ritenuto un segno premonitore. Spronò il cavallo e raccontò ai suoi uomini che gli era stato mandato un segno. Quelle cicogne avevano capito che Aquileia sarebbe capitolata e per questo stavano scappando. Spinse i suoi guerrieri a rinnovare gli sforzi, le macchine d'assedio furono riposizionate, gli attacchi ripresero con un maggiore vigore ed il 18 luglio 452 Aquileia fu conquistata. E sembra che la prima a cadere sia stata proprio la torre abitata dalle cicogne. Aquileia fu depredata, molte le persone uccise, si scatenarono degli incendi, molti abitanti della città riuscirono a fuggire, ma fra loro sembra non ci fossero quei mercanti e patrizi molto facoltosi che, prima di tentare la fuga, fecero scavare un profondo pozzo e in esso nascosero tutti i gioielli e gli oggetti preziosi che possedevano, in modo che gli Unni non potessero trovarli. Si dice anche che gli schiavi autori dello scavo, alla fine del lavoro, siano stati uccisi per impedire il ritrovamento del pozzo. Ancora oggi si racconta che i proprietari del grande tesoro alla fine non si salvarono dal sacco di Aquileia e pertanto il famoso pozzo, il Puteum Aureo, si è ancora nascosto sotto le nere zolle della terra di Aquileia e per questo motivo, fino a metà del secolo scorso, nei contratti di compravendita si faceva riportare la formula che il terreno venduto riguarda la superficie del terreno stesso, mentre quello che si trova in profondità resta di proprietà del venditore. In questo modo si volevano vantare i diritti sul tesoro nascosto, nel caso di un suo ritrovamento fortuito. Questa è Aquileia narrata, raccontata, vista come un cuore pulsante che ha dato vita e forza ad una comunità
ben più vasta della già grande città capitale della X Regio Romana. La storia prosegue ancora nei secoli, avvicinandosi ai tempi nostri con il Principato Patriarcale di Aquileia, che all'inizio del primo millennio raggiunse l'Istria, la Carinzia, la Carniola, il Cadore e la Stiria, un territorio vastissimo, guidato con una forma di governo innovativa e moderna. Come dicevamo, Aquileia, un cuore pulsante e gentile che ancora oggi batte potente in queste contrade.